Pizzolato, prima i Veneti, buonasera Pizzolato. Grazie molte degli ultimi incidenti stradali in Veneto e molti altri anche nel nord-est. Buonasera, non c'è fine a questa strage sulle strade. Paolo Pizzolato. È una cosa che non avrà mai fine, è un discorso molto delicato. Sarebbe come se noi iniziassimo a parlare e domani volessimo che non ci fossero più incidenti sul lavoro. Una cosa assolutamente da sogno e secondo me assolutamente irrealizzabile. C'è qualcosa che si potrebbe fare, però bisognerebbe iniziare da parte dello Stato italiano con molta umiltà dalle basi. Iniziare alle scuole elementari, al posto di alcune materie o aggiungendo delle materie, iniziare a fare educazione stradale, ma educazione stradale quella vera, non far insegnare ai bambini come attraversare la strada, e a insegnare ai bambini anche a 16 anni, ai ragazzi come guidare una moto, e a 18 anni quando fanno l'ultimo anno delle superiori come iniziare a guidare un po' un'auto su una piccola pista, un piccolo circuito. Bisognerebbe fare un po' di educazione civica e soprattutto fare in maniera che spariscano questi maledetti cellulari dall'interno delle auto. Cosa succede? Sarebbe bellissimo avere un'auto dove quando tu entri il cellulare non funziona più. Non funziona più, non ti fa neanche da navigatore perché tanto adesso le auto hanno tutti il navigatore. Sarebbe bello vedere che l'educazione civica e l'educazione stradale fatte in alcune scuole in Italia, così come ci sono dei paesi del nord che applicano proprio questo regolamento, facciano sì che fra 15-20 anni le cose possano un attimo migliorare, ma è un sogno se a livello statale non si mette in moto tutto questo. E vi porto alcuni esempi. Io guidavo l'auto come tanti, come tutti vorrei dire. A 60 anni ho deciso di prendermi uno scooterone abbastanza pesante, molto stabile in strada e ho iniziato a correre con 2 ruote. È cambiato il mondo. È cambiato il mondo. Innanzitutto con 2 ruote non sono 4 e gli imbecilli che guidano certe volte con 2 ruote pensando di essere sopra una macchina, ripeto, gli imbecilli non si rendono certe volte conto che sono dei proiettili viventi o che anche loro devono stare attenti a quello che succede in giro. Poi ho scoperto la stupidità degli automobilisti che credono di poter essere più veloci di uno scooter, di uno in bicicletta, di un passante, quando invece con l'auto hai una manovra ben più lenta di quello che può essere uno scooter, di quello che può essere una moto, per cui bisogna stare attentissimi. E ho scoperto alcune altre cose. Io indosso il giubbotto che è dietro la protezione sulla schiena, per cui mi auguro, sperando di non cadere mai, che se per caso succede possa essere un po' protetto. Ma guido anche con una cosa che ho visto non indossare tanti motociclisti. Io guido con il casco integrale, perché ho perso amici e ho perso ragazzi, figli di amici e di colleghi di lavoro purtroppo, che guidavano con il mezzo casco, praticamente quello che non ha la parte integrale davanti, e dove li ho visti schiacciarsi il viso addosso un camion, addosso un furgoncino, addosso addirittura un paracarro e perdere la vita purtroppo perché mancava un pezzo che costava 20-25 euro, che bastava solamente o prendere l'integrale o applicarlo su quelli che sono già predisposti e forse la vita si salvava. Ripeto, non è una cosa così semplice parlare di un argomento così delicato, anche perché io ho perso amici, ho perso parenti, ho perso conoscenti, però bisognerebbe proprio iniziare dal basso e soprattutto fare una cosa: certi investimenti anche sulle strade vanno rifatti in Italia, perché abbiamo strade del terzo mondo. A Gambarare di Mira ho perso un'amica perché ha preso con una motocicletta, correndo a 60 all'ora, una buca che c'era sull'asfalto che si era creata durante l'inverno con il ghiaccio, è volata dentro il fossato e è morto sul colpo. Un furgoncino di un ragazzo che faceva il panettiere a Gambarare di Mira sempre è volato via dentro il fossato, è morto anche quello perché aveva preso un dosso, la strada aveva ceduto parzialmente, nessuno se n'era accorto perché era mattina presto, e non si può morire così perché abbiamo strade del terzo mondo. Certi investimenti vanno fatti prima di passare al ponte di Messina, mettendo a posto le strade che abbiamo qui. Andiamo in Germania e parliamo tutti quanti delle autostrade che ci sono senza pedaggio, autostrade a 3-4 corsie, e veniamo qui e abbiamo su strade. Io oggi sono venuto via da Santa Maria di Sala, ho fatto la zona di Scorzeda dove viene Mestrinari il sindaco, e abbiamo zone non solamente nel territorio suo, dappertutto, che sono strade di terzo mondo, poco illuminate. Se c'è un po' di nebbia come questa sera devi stare attento a tutto e di più, per cui partire con un po' di umiltà dalla base, sperando che fra 15-20 anni, ripeto, si possano migliorare, ma ci vuole una forza di volontà da parte della politica e un investimento serio che possa portare a qualcosa di reale, tralasciando quello che possono essere le dinamiche di alcuni incidenti, per cui cellulari, droga, gente bevuta per la strada, che sono e rientrano nella piena normalità di quello che è il vivere italiano. Grazie Paolo Pizzolato. E a proposito delle opinioni, sentiamo quella di Paolo Pizzolato sulla sicurezza. La vergogna di questo paese è la perdita dell'identità, la vera e propria perdita dell'identità.
Prima qualcuno ha scritto, un telespettatore ha scritto che se c'è spaccio di droga è perché gli italiani ne fanno uso. Siamo il primo paese per consumo e per spacciatori a livello europeo. Per carità di Dio, forse siamo primi in qualcosa, però non è certo che ci si possa vantare. Abbiamo il 72% della popolazione carceraria che è frutto dell'immigrazione che abbiamo avuto selvaggia in tutti questi anni. Vergogna. Vergogna a tutti quelli che hanno contribuito a questo, vergogna a chi ha detto che bisogna sostentare queste persone che arrivano dall'Africa, vergogna a chi ha detto che queste persone vanno aiutate, non parlo solamente di africani ma parlo anche di extraeuropei che negli anni antecedenti hanno provveduto ad aumentare quello che è lo spaccio di droga, quello che è la prostituzione, chi più ne ha più ne metta, perché abbiamo avuto anche anni fa Albania e Romania che hanno contribuito al degrado di questo paese, vergogna per chi sta facendo in maniera che possa degradare questo paese sempre più. Avevamo la sede di Prima il Veneto in pieno centro a Mestre, vicino alla ferrovia. Nel momento esatto in cui l'abbiamo aperta abbiamo avuto gente che veniva a portarci i regali perché sapevano che con la storia di aprire un partito politico, Digos, polizia, carabinieri, dovevano logicamente picchettare quello che era l'ingresso di questa sede di partito. Gli spacciatori che erano in quella zona per anni si sono allontanati 200, 300, 400, 500 metri. Abbiamo dovuto chiudere la sede per problematiche personali che abbiamo avuto e anche per necessità diverse. Via Piave è diventata un disastro a Mestre, così come possiamo dire che vicino alla ferrovia di Padova è la stessa identica cosa. Sto parlando solo del Veneto, ma tutto quello che andiamo a toccare con mano ogni giorno, reati che avvengono sempre più banali, gente che si ostina ad attaccare le nostre forze dell'ordine perché sanno che restano impuniti, è frutto della vergogna che in questi anni, ripeto, adopero questo termine molto pesante, ha colpito questo paese. Vergogna per chi rilascia, chi tocca le forze dell'ordine immediatamente, vergogna per chi pulisce il poliziotto che spara a qualcuno che è armato, dove viene colpevolizzato si deve pagare le spese processuali, vergogna a chi contribuisce al degrado di questo paese, dove bisogna assolutamente fare in maniera di mettere in mano a qualcosa per cessare tutto questo fattore che è contro i veneti, contro gli italiani, per cui io mi chiedo, ultimo passaggio, quale sia il motivo per cui queste entità pericolosissime vengano tutelate e all'italiano non viene più dato nulla. Questo vorrei cercare di capire, perché nelle teste di queste persone non capisco se sia l'aria romana che fa male, l'aria della politica che faccia male, però sinceramente è un paese destinato a peggiorare oltretutto, per cui continuo a dire quello che ho detto l'ultima volta, ben venga la difesa personale, sperando che qualcuno non si faccia troppo male. Paolo Pizzolato, Prima i Veneti. Ecco, ricordo a tutti che domenica noi festeggiamo 11 anni di nascita di Prima il Veneto, per cui a Mestre siamo lì a fare un po' di festa, per cui grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla nascita di Prima il Veneto e grazie a voi tutti soprattutto. Grazie molto. Paolo Pizzolato, Prima i Veneti, buonasera Pizzolato.